Sabato 28 febbraio alle ore 11 presso la Chiesa Madre a Ribera sarà inaugurato il centro di ascolto e di orientamento. Saranno presenti Sua Eccellenza il Cardinale Francesco Montenegro, i sindaci del circondario, le associazioni di volontariato. L'evento è organizzato da Don Antonio Nuara, parroco della parrocchia Madonna Santissima di Ribera. Il centro di ascolto è aperto ai giovani che hanno problemi con la droga, sarà guidato dalla comunità Casa dei Giovani. È un servizio che la Chiesa di Ribera e della sua forania offre al territorio. La sede è sita in via Guastella 36 dietro la Chiesa Madre. Sarà aperta ogni giovedì dalle 9:30 alle ore 13. Avremo la presenza del nostro cardinale, Sua Eminenza Monsignor Francesco Montenegro, come anche ci saranno i sacerdoti della forania e del circondario di Ribera, come anche i sindaci e anche le associazioni di volontariato. Abbiamo creato un centro di ascolto, di orientamento, che sarà gestito dalla Casa dei Giovani di Padre Lobue, per quanto riguarda quelli che sono assuntori di droga, di alcol e ludopatia, perché a Ribera purtroppo la droga è presente a fiumi. Nella provincia di Agrigento è uno dei paesi dove più si consuma e si spaccia droga. Abbiamo avuto diversi morti, nel mese di novembre sono morti 2 giovani e da lì è iniziata da parte dei nostri sacerdoti l'iniziativa di creare a Ribera un centro di ascolto, perché vogliamo far uscire le famiglie, sfatare questo tabù che chi si droga porta vergogna alla famiglia. Vogliamo che si esca fuori, perché solo facendosi aiutare si può riuscire a salvarsi, e noi ce la stiamo mettendo tutta. Abbiamo creato questo centro d'ascolto, come le dicevo, che sarà gestito da uno specialista che viene proprio da Bagheria una volta alla settimana, ogni giovedì, mentre affiancheremo il centro con un gruppo nel quale ci saranno esponenti del paese, delle associazioni di volontariato, per poter poi creare una cultura della vita, andando a fare conferenze nelle scuole, nelle parrocchie, nelle varie associazioni, perché vogliamo che i nostri giovani dalla casa non escano dentro una bara, ma escano per vivere la vita. E purtroppo a Ribera la droga, come dicevo, è presente e si abbassa sempre di più l'età nella quale si comincia a usare droga. Siamo scesi all'età di 12 anni, come anche abbiamo avuto per quanto riguarda l'alcol, ragazzini a 11 anni che sono andati in coma etilico. Quindi è veramente una emergenza. Noi sacerdoti lo stiamo facendo perché per noi essere sacerdoti non è solo celebrare messa, per noi sacerdoti è stare con la nostra gente, condividere la vita, i problemi, le sofferenze, le attese, le speranze che hanno, perché vogliamo dare una mano per risolvere i problemi, non solo per denunziarli, ma vogliamo che i problemi si risolvano, e noi ce la stiamo mettendo tutta, sperando che le famiglie a poco si convincano e comincino ad uscire allo scoperto, perché se noi avremo accanto a noi le famiglie, credo che la battaglia per metà già è vinta. Ecco, con le famiglie avremo poi anche i ragazzi e i giovani.